Buona giornata, ben ritrovati, è l'appuntamento del giovedì, sempre e naturalmente attraverso la vostra web tv www.venetoglobe.com e attraverso il canale 95 di Caffè TV 24 per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ricordo che Caffè TV 24 è l'emittente del Nord Italia, la potete vedere anche in Emilia Romagna e nelle Marche. Andiamo ad iniziare allora il nostro completo quadro dedicato al mondo sportivo perché ci sono naturalmente delle cosine piuttosto interessanti quest'oggi. Come per esempio domenica ritorna la Formula 1 e allora non mancate di seguirla, una gara che scatta alle 8:10 del mattino, si corre a Shanghai. Domenica anche il MotoGP, si corre ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, terza tappa del mondiale. Parliamo di pallavolo maschile in apertura, pallavolo maschile e femminile, ma in questo caso la foto è dedicata al maschile che ha dato i responsi ieri sera per gli accoppiamenti finali delle finali di Champions. Tra gli uomini Civitanova in finale affronterà Kazan, non ce l'ha fatta Perugia, mentre nel femminile finale tra Imoco Volley Conegliano e Novara. Novara che vedete ieri sera ha vinto in casa al Golden Set contro la Vakif Bank di Guidetti. Entrambe le coppe assegnate il 18 maggio alla Max Schmeling Halle, questo per quanto riguarda la pallavolo maschile e femminile. Poi nel femminile ritorniamo con un'intervista esclusiva a Daniele Santarelli. Iniziati i quarti di Champions per il calcio, l'altro giorno Tottenham batte Manchester 1-0, Liverpool batte Porto 2-0, ieri sera Ajax Juventus 1-1, Manchester United Barcellona 0-1. Stasera invece tocca all'Europa League, Arsenal contro Napoli, Villarreal Valencia, Slavia Praga Chelsea e Benfica Francoforte. Sono questi gli accoppiamenti per poi continuare ad andare avanti. La Serie A si ricomincia sabato con Spal Juventus, Roma Udinese e in serata alle 20:30 Milan Lazio, un risultato che sarà importante soprattutto per il Milan. Salutato intanto ieri il ritorno in casa viola di Montella, eccolo alla presentazione. Ha già detto Montella di non voler fare stravolgimenti immediati nella squadra, ma in Coppa contro l'Atalanta potrebbe cambiare l'assetto difensivo, cioè passare ad una difesa a 3. In Serie B, Brescia e Lecce sempre avanti a tutti con il Verona di Grosso che riposerà, mentre il Cittadella di Venturato giocherà contro la Salernitana. Si spera naturalmente nei play-off per quanto riguarda il Cittadella. Il Venezia di Cosmi affronterà il Foggia, un Venezia che cerca disperatamente di salvare la Serie B, e il Padova invece di Centurioni che è in grosse difficoltà e giocherà in casa contro il Cosenza cercando gli ultimi squilli per poter rimanere in questa categoria, anche se la Serie C è sempre più vicina purtroppo per il Padova. La Serie C invece sta un pochino stretta per il momento al Pordenone, visto che è in testa nettamente sulla Triestina e sul Feralpi Selò, un Pordenone che affronterà il Teramo in casa, mentre l'Anerossi Vicenza sempre in casa affronterà il Gubbio, il Virtus Verona se la vedrà con il Ravenna e la Triestina al Nereo Rocco affronterà la Fermana. Serie D, Girone C, oggi ci sono stati i funerali di Marzio Brombal, il presidente del Montebelluna, e allora diciamo che ci fermiamo qui per quanto riguarda la Serie D. Girone C ne parleremo domani, magari andando a vedere i prossimi impegni del Montebelluna, che sta tentando con molta fatica tra l'altro di ripristinare il tutto, insomma, perché la morte di Marzio Brombal ha letteralmente sconvolto la società. In eccellenza invece nel girone B lotta, come già dicevamo ieri, molto più cattiva e molto più impegnativa sotto, quindi nella sezione play-out e retrocessione immediata. Ne parleremo in fine settimana, anche scoprendo dove le telecamere di Veneto Globe saranno appunto a seguire il calcio di eccellenza. La Luparense invece può solo festeggiare, può solo ridere, può solo divertirsi domenica, perché sarà
l'ultimo atto in casa potrà festeggiare la promozione in Serie D per la formazione dei Lupi. La promozione ha già festeggiato con il Portogruaro, che è stato promosso in eccellenza, mentre il Prodeco Montello adesso ritornerà soltanto intorno al 28 di maggio sul proprio campo, perché ci sono due partite, diciamo, ininfluenti per la classifica finale da completare per il campionato, e poi pensare ai play-off, perché la formazione di Marchetti e del DS Casagrande si meritano naturalmente i play-off. Prodeco Montello che quindi cercherà di sistemare le ultime cose, anche con diversi infortuni da risolvere in queste ultime settimane. Chiudiamo con il calcio, perché sul neutro di Falzè di Trevignano ieri sera c'è stata la finale del Trofeo Veneto di seconda categoria tra Refrontolo e Virtus Agredo. Ha visto la vittoria del Refrontolo, i trevigiani hanno vinto per 2-0, eccoli in questa foto a festeggiare meritatamente. La pagina dedicata al basket con la TVB, Basket Treviso De Longhi, vincente a Ravenna, adesso sarà in trasferta a Piacenza, bisogna fare attenzione, lo sottolineava sulla stampa quest'oggi il direttore sportivo Gracis, attenti a Piacenza, insomma ci può giocare brutti scherzi e non vogliamo che sia così. Si giocherà in anticipo sabato e così sarà anche per la vigilia di Pasqua, che vedrà il ritorno al Palaverde contro Udine. In casa il Ponzano di Serie A2, Ponzano femminile, con la prossima squadra da affrontare che è Udine, al Palacicogna di Ponzano l'Imperativos a ritrovare punti importanti per cercare la salvezza, che con la sconfitta di Carugate è stata messa in purtroppo ancora lì come uno spauracchio bello e buono. La Rucker Sanve invece nella B maschile sarà il Palasystem di Saccondi San Vendemiano. Abbiamo due partite in casa per la compagine di Marco Mian, che dopo la vittoria netta contro Desio Fanalino di Coda per 89-68 sta preparando già la prossima partita, ce lo spiega anche in questa intervista. Allora, sicuramente l'abbiamo affrontata nel modo giusto, i ragazzi sono stati molto bravi, questa settimana abbiamo lavorato nonostante i vari infortuni, abbiamo lavorato comunque bene, ma stiamo lavorando bene anche cioè quelli che devono perorare la causa, i giovani mi stanno dando una mano in allenamento, quindi sono molto contento. Partita facile, nel senso che loro era l'ultima che avevano per poter sperare di salvarsi, chiaro, ho parlato con l'allenatore, era un miracolo, però se vincevano qua poi hanno il match con Lugo, adesso avendo perso qua hanno perso qualsiasi speranza. Poi mi fido poco delle partite facili, perché con la testa, con tutto, non è così facile come sembra, e quindi bravi ragazzi. E ora adesso abbiamo Crema in casa e sarà anche qua la partita da affrontare nello stesso modo possibilmente. Ho visto che hai dato spazio anche ai giovani e come dicevi te, in effetti si sono visti, insomma, hanno Murini, Durante, Battistucci, insomma, sono ragazzi che hanno modo hanno anche voglia. Sì, assolutamente, tanto gli facciamo i complimenti perché hanno raggiunto questo risultato che per la società è storico, nel migliore 24 d'Italia. Ripeto, sto parlando under 18 chiaramente, sanno che devono dare una mano in questo momento qua, perché siamo corti, perché abbiamo le rotazioni corte, e io li sto spronando a concentrarsi sulle cose semplici, e oggi le hanno fatte. Con Crema sarà un'altra partita, stanno lottando per i play-out, per un posto migliore nei play-out, quindi sarà un'altra partita tosta dove dovremo avere la stessa solidità e dopo vediamo cosa succederà, insomma, però lavoreremo per essere pronti sabato prossimo. E allora sabato prossimo, come ha annunciato, Crema in casa, partita tosta, difficile, perché queste partite, anche se nettamente magari sono inferiori gli avversari, visto che stanno lottando per i play-out, sono veramente solo rischi. In bocca al lupo alla Rucker. Passiamo al volley, allora ne abbiamo parlato all'inizio del nostro appuntamento sportivo, adesso riprendiamo il fatto perché vi avevamo promesso un'esclusiva con Daniele Santarelli, che abbiamo raggiunto
accaduto proprio stamattina dopo la nottata e dopo l'arrivo in serata a Tessera da Istanbul, e allora dopo la campagna di Istanbul adesso restano da preparare playoff e naturalmente Champions. Abbiamo diviso in due la chiacchierata con Daniele Santarelli, questa è la prima parte. Con Daniele Santarelli al rientro, immagino un po' di stanchezza ci sia, no Daniele? Sì, un po' di stanchezza, ma mixata alla felicità, quindi diciamo che è una bella e sana stanchezza. Siamo tornati ieri tardi dopo una trasferta lunga, perché siamo partiti da Cuneo, l'avevamo già riproposta questa trasferta, no? Da Cuneo poi a Istanbul, ci era piaciuta, l'abbiamo rifatta e è andata fortunatamente bene anche questa volta, quindi per quest'anno basta adesso la trasferta a Cuneo e la trasferta ad Istanbul. Si era detto che bastavano 2 set, avete fatto una cosa stravolgente, perché insomma chi si aspettava che magari avreste potuto mollare dopo i 2 set, avete vinto 3-0. Sì, avevo detto alle ragazze di volerla vincere la partita, perché dovevamo puntare a quello, perché se avessimo solo pensato per un attimo a voler vincere solo 2 set avremmo commesso secondo me un errore enorme. Loro erano agguerrite, noi lo siamo stati altrettanto, siamo partiti molto molto bene. Secondo me credo che la differenza l'abbia fatta l'atteggiamento prima di tutto, e poi dal punto di vista tecnico e tattico la fase break, perché siamo andati muro difesa, secondo me abbiamo fatto una delle migliori partite dell'anno e sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto. In casa avevi detto sì, ho da registrare alcune cosine, le hai registrate bene, perché poi i complimenti vanno alle giocatrici, però finalmente arrivano i complimenti anche per Daniele. Sì, io guardando e studiando le avversarie poi con le ragazze ho detto abbiamo fatto bene ma non benissimo, possiamo fare meglio. Credo che per certi aspetti abbiamo fatto meglio e le ragazze si sono comportate in maniera incredibile. Sono rimasto molto contento, oltre della vittoria ovviamente dei 2 set e della qualificazione ottenuta, anche dell'atteggiamento del terzo set, perché poteva esserci davvero un appagamento in quel momento e noi invece l'abbiamo voluto chiudere, l'abbiamo voluta vincere 3-0 quella gara. Secondo me è una prova di maturità, di concretezza, e sono fiero di quello che ha fatto la squadra. Ieri sera scesi dall'aereo a guardare subito Novara, cosa dici? Sì, l'abbiamo vista con estrema serenità, perché chiunque fosse stato l'avversario sarebbe stato un avversario tosto e difficile. Sono contento che sia passata un'italiana, fa specie ritrovare Novara a Berlino, ci siamo affrontati nei campi di gioco italiani un po' ovunque, quest'anno non è detto che sia finita, no? Anche in Italia. Ovviamente il cammino è ancora lungo per i playoff scudetto, se dovesse succedere ci ritroveremo solo in finale scudetto, però nel frattempo ci troveremo, siamo sicuri di ritrovarci il 18 maggio a Berlino. Sarà una sfida affascinante su un suolo non italiano, ne scaturirà credo un'altra bella partita, come è sempre successo fra le due squadre. Allora, la seconda parte di questa intervista domani, mentre se volete insomma sapere qualcosa di più, venetoglobe.com, l'intervista la trovate sulla pagina Facebook insomma della nostra web. Per quanto riguarda la società coneglianese, eccola qui, è arrivata lei, Elina Rodriguez, sarà presentata tra l'altro domani pomeriggio alla Pala Verde, proprio perché va a completare il roster per la volata scudetto, potrà essere usata soltanto nella volata scudetto per il campionato italiano. Chiudiamo con il Benetton Rugby, ritornato da Dublino dopo il pareggio fantastico 27-27 con la capolista Leinster, e allora adesso c'è da preparare la partita casalinga al Monigo di domani sera alle 20 contro Münster. Non si scherza nemmeno con questa gara, ce ne parla Giovanni Pettinelli. È stata una partita fantastica, sia da giocare che da vedere, penso. La squadra ha fatto una prova maiuscola, sia fisicamente che appunto tecnicamente. Ci eravamo imposti degli obiettivi prima di giocare e sono stati ampiamente rispettati. Siamo andati sotto negli ultimi 10 minuti, poi c'è stata una grande prova di coraggio e di tecnica da parte della squadra, che ha messo il cuore davanti a tutto ed è riuscita a segnare all'ultimo minuto, allo scadere, e quindi penso che non abbia prezzo una cosa del genere. Non è finita qui, perché adesso arriva un altro ostacolo per saltarlo e andare decisamente avanti ancora di più. Munster, altra squadra irlandese insieme a Leinster, sono squadre molto fisiche nei primi 8 giocatori, e quindi dobbiamo cercare il più possibile di controbattere questa loro fisicità con la mischia, per poi dare la possibilità di difendere verso giocatori molto abili e veloci che vengono anche dalla nazionale irlandese, che cercheranno di insinuarsi, ma appunto la nostra difesa ha dato segni molto positivi sia nei primi 8 che nei tre quarti, quindi ci aspettiamo una grande prova.
Sbaglio o ho sentito tanto entusiasmo, quindi c'è carica abbastanza per affrontare questa partita nel miglior modo possibile? Sì, carica estremamente positiva, dettata dal pareggio e comunque dalla volontà di fare un'ulteriore sfida molto positiva contro una squadra ai vertici del rugby europeo e mondiale, quindi tutto ciò penso sia un fattore in più per la squadra e per una performance alquanto positiva. Per quanto ti riguarda, stagione molto bella. Stagione a mio parere positiva, non me lo aspettavo, è stata veramente una piacevole sorpresa. Avevo paura perché c'era molta competizione all'interno del ruolo, però questa competizione ha dato la possibilità a tutti di crescere, aumentare il livello medio e posso solo ringraziare il Benetton per questo. E allora cresciamo e invitiamoli a Monigo. Cresciamo e siamo tutti presenti venerdì sera perché il 16° uomo, il pubblico, sarà l'aspetto fondamentale per la sfida. E a Monigo, da quello che ci dicono, potrebbe esserci il sold out, il tutto esaurito per sostenere i Leoni. Bene, a domani quindi vi racconteremo altre cose per quanto riguarda il nostro appuntamento sportivo del fine settimana. A tutti voi buona serata e buona giornata.